Un buongiorno a tutti, benvenuti nella prestigiosa Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Anche oggi si parla di Polesine, in genere quando sono su questo palco, perché parlo di Polesine, insomma della mia terra, alla quale tanto sono affezionata e che tanto amo e che oggettivamente ci dà delle risorse umane soprattutto che posso dire altri territori dovrebbero invidiarci. Allora, io oggi ho il piacere e l'onore di presentare l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Rovigo e se sono qui e sono in grado di farlo, sicuramente è per i contatti che ho con l'associazione, cito in particolare Stefano Spigolon che ringrazio, ma anche grazie a Milva Tasso che lo dico, il mio angelo custode, mi supporta e sopporta in questa attività amministrativa e istituzionale non sempre semplice, particolarmente delicata. Ringrazio Angela dell'ufficio stampa, che insomma è un altro angelo, ce l'ho dall'altra parte. Seba, i tecnici, Attila, insomma tutti coloro che davvero, dottor Ferrati, insomma tutti coloro che ci stanno permettendo di essere qui oggi e in altre occasioni. Dunque, questa associazione davvero sta diventando sempre di più un punto di riferimento per la comunità, un esempio del dono più grande che si possa elargire, cioè il tempo. Date disponibilità, lo fate con passione. Io poi ho raccolto dati, cioè adesso qualcuno di voi non avevo ancora avuto modo di parlare, però qualcuno mi ha dato la possibilità di conoscervi meglio ed è per questo che poi abbiamo scelto di farvi arrivare qui a Palazzo Ferrofini per un momento che credo davvero meritiate. Il volontariato oggi davvero si affianca al sistema, alle amministrazioni, alle istituzioni. Ultimamente uso una frase che è questa, si dice, la Costituzione ce lo dice che ormai che la Repubblica è fondata sul lavoro, io dico sempre che ormai è fondata anche sul volontariato. Andate a coprire oggettivamente, è effettiva la cosa dei gap che diversamente non riusciremmo come amministrazioni a coprire, per cui un plauso per il lavoro che davvero state facendo sul territorio insieme ad altri volontari del nostro Polesine. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Rovigo è un perfetto esempio dell'altruismo incarnato dal mondo del terzo settore. Quindi davvero grazie per quanto state compiendo sul nostro territorio. So che avete agito anche in un momento che per tutti è stato particolarmente delicato, 2020, Covid. Avete dato non soltanto la possibilità di portare comunque risorse utili, materiali alla comunità, ma anche di parlare con qualcuno, perché molti si trovavano soli, non avevano nemmeno la possibilità di interloquire con altre persone. Voi avete dato questo ed altro, oltre ad affiancarvi ovviamente al lavoro delle istituzioni e delle associazioni sulla comunità. Io adesso saluto i presenti. Sappiamo anche che c'è qualcuno che ci segue da casa, perché in questo momento c'è una diretta sul link della pagina del Consiglio regionale del Veneto e sulla mia personale, quindi insomma siete in diretta, poi vi passerò anche i vari link così avrete la possibilità di rivedere questa mezz'ora, questi 40 minuti che passeremo assieme. Allora, saluto intanto chi è in sala, quindi l'assessore alla Polizia Locale del Comune di Rovigo, Michele Aretusini, che è presente oggi anche su delega del primo cittadino di Rovigo, Valeria Cittadin, che salutiamo, Ivano Spigolon, presidente del gruppo, Mirko San Gregorio, segretario generale gruppo ADV, Giovanni Donegà, che si occupa del servizio informatico del gruppo. Magari alzate la mano così so perché i nomi io me li... Ecco, buongiorno. Stefano Spigolon, che ho già citato in anticipo come filtro per il raggiungimento di questo evento, per cui grazie di cuore per aver avuto l'idea e per avermi dato la possibilità di avervi qui oggi, e Flavio Ambroglini, servizio relazioni esterne. Bene, allora io ho fatto gli onori di casa, lascerei adesso la parola
a Michele Aretusini, assessore alla Polizia Locale del Comune di Rovigo. Ha anche altre deleghe, ma oggi citiamo questa. Buongiorno a tutti, grazie, grazie per l'invito, grazie Laura, grazie ai nostri volontari. Cosa dire? Non posso che ringraziarli perché di fatto da poco abbiamo stipulato tra il Comune di Rovigo e l'Associazione Volontari Polizia di Stato una convenzione con la quale i nostri volontari saranno davanti alle scuole e quindi da settembre i nostri volontari saranno un presidio per la sicurezza dei nostri bimbi, dei nostri alunni, insomma un presidio fondamentale per la nostra città che è il capoluogo di provincia e quindi possiamo anche essere orgogliosi di questo traguardo che abbiamo raggiunto insieme da poco. Poi cosa importante che dobbiamo dire è che dal 6 di giugno è partita ufficialmente anche vigilanza e osservazione da parte dei volontari delle nostre piste ciclabili e dei nostri parchi. Molte volte insomma troviamo situazioni poco piacevoli anche in una città come Rovio che di fatto purtroppo è andata nelle cronache ultimamente di eventi piuttosto drammatici e preoccupanti. Abbiamo un'associazione di volontari che è presente sul territorio e quindi vigila e osserva i nostri parchi e le aree, è pronta a contattare le forze dell'ordine nel caso di eventuali situazioni che possono destare preoccupazione. Quindi un servizio importante per i cittadini e soprattutto per la tranquillità e la sicurezza di un capoluogo di provincia che vede la sicurezza come all'apice delle proprie priorità e comunque è nel mandato che ci è stato dato dai cittadini circa un anno fa. Quindi non posso che ringraziare questi volontari e auspicare che la collaborazione sia proficua e longeva nei prossimi anni. Ringraziare te Laura, Regione del Veneto per l'ospitalità, ringraziare tutti e alla prossima occasione, insomma, grazie di cuore. Grazie a te Michele per la tua presenza oggi, ma anche per il lavoro che stai facendo nella città di Rovigo. Dunque, siamo finalmente arrivati a chi davvero ci può raccontare la realtà della vostra associazione. Per cui io chiamerei immediatamente, senza tergiversare, sul palco il presidente del gruppo, Ivano Spigolon, che ringrazio. Buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare il consigliere Laura della possibilità che ci ha dato di essere qui oggi presenti a illustrare la nostra associazione. La ringrazio veramente di cuore perché non ci aspettavamo un invito così importante. Cosa dire? Noi abbiamo praticamente fatto nascere, passatemi il termine, questo gruppo di volontariato ancora nel 2019 e subito dopo la nostra nascita ci siamo veramente trovati in una situazione, periodo Covid, che per noi era una cosa più grande di noi perché eravamo appena partiti, esperienza non ce n'era, o poca, insomma, rispetto. Siamo trovati a consegnare tutte quelle mascherine, se vi ricordate, le famose mascherine che la Regione Veneto, le prime mascherine che hanno dato. E questo ci ha portato a consegnare casa per casa, in 22-23 volontari, casa per casa, tutte le persone anziane, persone che avevano bisogno anche di scambiare una parola, perché logicamente il periodo, purtroppo sappiamo tutti com'era, e tutti i paesi limitrofi.
Finito questo, c'erano i punti vaccinazione dell'US5, c'erano tante cose da fare che veramente ci siamo trovati una montagna di cose da fare, eravamo veramente presi male. E siamo andati avanti, siamo rimboccati le maniche, siamo andati avanti, per arrivare poi al 2001 con servizi vari che si facevano. Abbiamo iniziato con il servizio dei sistemi territoriali, allora si andava di scorta ai capotreno, perché il periodo, la linea Rovigo-Verona era un po', ed è ancora una linea un po' particolare, e si andava di scorta ai treni che abbiamo fatto fino al 2004, agosto 2004. 24. Sì, 2024, scusate, 2004. Allora, poi per proseguire a tutti quei servizi che si aggiungevano alle gare ciclistiche, si aggiungevano alle tutte manifestazioni, e poi il comune per le domeniche ecologiche si dava una mano alla domenica pomeriggio, che la polizia locale copriva i servizi a domenica mattina e noi si copriva il servizio alla domenica pomeriggio. E questo siamo andati avanti più di qualche anno per fare anche questo tipo di servizio. Il 2005 è iniziato con il 2025, scusate, ma manca sempre il 2025, ci ha visto il giorno dell'Epifania a portare a consegnare i doni ai bambini all'ospedale di Rovigo, reparto pediatrico. Non vi nascondo che è stato un momento emozionante, perché vedere questi bambini che abbiamo portato questo piccolo dono ed erano felici, erano contenti, ci ha fatto veramente piangere il cuore per i bambini che erano lì. Poi adesso io vorrei tornare un attimo su quello che è la nostra storia veramente. Noi siamo nati nel 2024, siamo nati nel 2019, ma nel 2024 abbiamo fatto un salto di qualità, perché tutti i nostri volontari, vado a braccio perché è inutile stare qui, i numeri sono tanti e le cose sono tante da dire, è inutile stare qui a leggere. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto i corsi ASA ai nostri volontari, in modo che per le gare ciclistiche sono obbligatorie logicamente. Stiamo mettendo in atto anche per quanto riguarda i corsi, per quanto riguarda il primo soccorso, l'antincendio. Stiamo facendo di tutto per portare questo gruppo, almeno questa è la mia volontà, portare il gruppo a un livello, diciamo, abbastanza, passatemi il termine, elevato. Non deve essere un'associazione non per diminuire le altre, ci mancherebbe altro, ma noi, facendo parte del gruppo nazionale Polizia di Stato, dobbiamo essere consapevoli del nome che portiamo, sicché vogliamo essere anche orgogliosi di avere uno scalino in più, un gradino in più delle altre, senza nulla togliere alle altre associazioni. Però i compiti nostri sono diversi da quello che sono le altre realtà, le altre associazioni. Io vi do gli ultimi numeri, servizi svolti dal 2019, scusa Mirko ma io sto andando avanti, servizi svolti fino adesso sono 1492, numero operatori coinvolti 3271, di cui abbiamo ore di servizio per operatori coinvolti sono 13.084. Abbiamo speso 13.084 ore di servizio fra tutti i volontari, per un numero di volontari che siamo una media di 29. Ecco, questa è la nostra realtà. Attualmente
Scusate, attualmente stiamo facendo da febbraio di quest'anno, stiamo facendo il servizio anche all'ufficio immigrazione per quanto riguarda il controllo dei flussi di entrata e in uscita dei migranti alla questura di Rovigo. Tenete conto che il martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio ci sono mediamente 120-130 migranti da gestire, con particolarità diverse. Poi abbiamo anche l'ufficio, che diamo una mano all'ufficio all'interno per il cartaceo, viene trasformato viene digitalizzato, e questo è il nostro buon socio volontario Donega Giovanni, informatico, che ha fatto un lavoro enorme anche nel 2024. Ecco, questi sono i servizi che noi facciamo. Cosa dire? Le nostre prospettive, ripeto, sono grandi. Vorremmo crescere di più, però noi viviamo con quelle piccole sovvenzioni che ci danno, perché non abbiamo introiti di nessun tipo al di fuori di quella. Questo un po' alla volta, però questo vogliamo portare, farla crescere questo gruppo, farla diventare più grande e più, diciamo, a portata del cittadino, perché il nostro motto è sempre quello: esserci, ma esserci sempre. Questo è il motto della Polizia di Stato. Io ringrazio ancora la consigliera Laura Cestari, che ci ha invitato, ci ha onorato di questa giornata che non dimenticherò. Grazie a tutti. Allora, volevo aggiungere anche una cosa, perché c'è il richiamo alla Polizia di Stato e quindi risulta essere un appoggio, un richiamo prezioso anche alle nostre forze dell'ordine, che ultimamente, ce lo dobbiamo dire, non se la stanno passando bene. Nel senso che c'è davvero un livello alto, secondo me anche un po' preoccupante, di disaffezione non solo alle istituzioni ma anche a chi sta rischiando la propria vita sul nostro territorio. Quindi il fatto che ci siate anche voi con questo richiamo alla Polizia di Stato, in appoggio anche in maniera assolutamente volontaria al lavoro delle forze dell'ordine, aiuta di più il cittadino anche a far capire il lavoro prezioso che le nostre forze dell'ordine stanno svolgendo sul territorio. Quindi il mio grazie è triplo oggi, perché state dando una mano anche sotto questo punto di vista. Se qualcuno di voi se la sente e vuole aggiungere qualcosa, è benvenuto. Assolutamente sì. Grazie Laura per l'opportunità. Io sono abituato a parlare perché per lavoro ho sempre parlato con la gente e quindi mi ci trovo in questi panni. Io penso che la nostra sia stata una presa di coscienza. Non potevamo, chi per trascorsi in polizia, chi come nel mio caso figlio di un poliziotto e altri amici che abbiamo coinvolto, non potevamo rimanere insensibili ai problemi di una società complessa, complicata e piena di problemi. Quindi il nostro ruolo è di sensibilizzazione in primis, perché quando dice ma voi che cosa fate? La gente ce lo chiede e si avvicina con fiducia a noi. Ecco, buonissima l'osservazione di dire beh, siete in supporto alla polizia, certamente. Siamo occhi abbastanza esperti ormai, chi più di noi sicuramente come Ivano, che hanno una storia grande in polizia, però siamo quegli occhi che la polizia non può avere dappertutto. Quindi il nostro ruolo è quello sì di svolgere dei servizi per la gente, con la gente, ma soprattutto di osservazione, di presenza tangibile sul territorio di quella che è diciamo una divisa, uno stemma che è indice di sicurezza, di garanzia per i cittadini. Quindi per noi va benissimo. Abbiamo cominciato proprio i test per la sorveglianza fuori dalle scuole. I genitori si sono avvicinati ringraziandoci. Per me è stato il più bel regalo. È stato il più bel regalo perché dice, finalmente c'è qualcuno che vigila. Ecco, quindi noi siamo occhi, mani, abbastanza esperti ormai, che sono al servizio della gente. Ecco, il nostro motto, come si diceva prima, è esserci sempre. Io uso anche quello precedente, vicini alla gente.
Ecco, vicini alla gente, questo è il nostro essere, il nostro voler rappresentare un'amministrazione, uno Stato, ma soprattutto rappresentare una comunità. Siamo una comunità di cittadini a disposizione degli altri, dei più deboli. Per noi, come diceva prima Ivano, quando c'è stato il lockdown siamo andati a suonare quei campanelli. La gente ci chiedeva chi siete. Abbiamo spiegato chi siamo. Una signora anziana mi ha detto: lei è il primo cristiano che vedo da 15 giorni a questa parte. Abbiamo portato la spesa a qualcuno che, anche se non era nel nostro compito istituzionale, la spesa a qualcuno che non poteva andare a fare la spesa, perché è sola in casa, anziani. Abbiamo segnalato anche assenze strane sul territorio, ecco perché ci siamo, e sui treni facevamo lo stesso. Al di là, come ha detto bene Ivano Spigolon, sì, supporto ai capitreno, garantire la legalità durante la tratta, ma soprattutto vedere se c'erano delle anomalie. Grazie a noi sono state fatte delle segnalazioni, lo dico con orgoglio perché è giusto che si sappia, che hanno stanato abusivismo in agricoltura, abusivismo in altri settori, traffico di droga, furti, cioè, ripeto, siamo a disposizione di chi ha bisogno. Quindi questo è il ruolo, secondo me, di partecipazione attiva alla vita della società, e grazie per averci dato l'opportunità di raccontarci molto umilmente. Ecco. Grazie a voi. Io ho delle domande che magari, insomma, anche chi ci ascolta da casa, ma se vuole rimanere o insomma qualcuno, insomma, per darmi risposte così rimangono al microfono, anche tutti, cioè per me potete salire tutti tranquillamente. Allora, intanto forse l'avete detto, ma ripetiamo quanti volontari sono attualmente iscritti e come si fa a partecipare, a iscriversi alla vostra associazione come volontari, se qualcuno lo volesse fare, che requisiti dovrebbe avere? Allora, io la ringrazio molto di questa domanda perché veramente casca a fagiolo. E noi, come gruppo di volontariato e protezione civile della Polizia di Stato di Rovigo, avremo bisogno, visto tutti i nostri servizi, avremo bisogno di 30, 40 volontari, che siamo veramente, non sappiamo più che santo chiamare, passatemi il termine, per fare i servizi a volte. Per fare la richiesta, se qualcuno è consapevole di quello che va, perché logicamente fare il volontario vuol dire dedicare il proprio tempo a disposizione per gli altri, deve scrivere un'email al sito nostro, che può farlo anche tramite, se va sulla questura di Rovigo, vede subito AMS, e dopo logicamente non c'è direttamente la nostra email, perché c'è quella della sezione, ma poi la sezione la passa a noi. Questa email fa una richiesta, verrà contattato dal sottoscritto, dove fisserà un appuntamento e da lì si parte con la richiesta. Non è detto che se qualcuno fa una richiesta, logicamente ci sono tutte le procedure, perché casellario giudiziale, eccetera, eccetera, perché uno non può, se non è a posto, non è in regola con tutto, non può far parte di questa associazione, logicamente. Ecco. Comunque, chi fa richiesta è benvenuto. Grazie. Uomini e donne, immagino. Certo, quindi anche perché le donne bisogna portarle alte, bisogna... Abbiamo caratteristiche diverse e ognuno può far valere le proprie, giusto? Certo. Bene, avete progetti adesso, al di là della convenzione con il Comune di Rovigo, che secondo me è fondamentale, avete altri progetti magari per i prossimi mesi, i prossimi anni, per ampliare anche le attività dell'associazione? Allora, progetti sì, sono in fase di, non voglio dire dove, chi, come e quando, perché finché non c'è la firma, logicamente non mi posso neanche esporre e dire. Abbiamo con altri comuni i contatti per definire il servizio analogo di quello che stiamo facendo con il Comune di Rovigo, sia per quanto riguarda le scuole, il mercato, le piste ciclabili e l'osservazione del territorio. È molto importante in effetti che il servizio possa essere esteso, perché di fatto tutti i paesi ne hanno bisogno. Certo, mi fa piacere. Visto la situazione che si sta creando, che si aggrava, non dico giorno per giorno, ma mese per mese, perché anche nei paesi limitrofi, furti, eccetera, ci sono molto spesso. Sicché cercheremo di dare una mano alle nostre forze dell'ordine nel limite del possibile, insomma, ecco.
E noi tutti ve ne siamo grati, quindi grazie di cuore. Allora, io chiedo sempre se c'è qualcun altro che vuole intervenire, aggiungere qualcosa. Sì, mi ricordava perché devo mangiare un po' più pesce, perché allora noi a settembre siamo alla Prosecco Cycling, il 28 settembre siamo alla Prosecco Cycling, che è una gara veramente internazionale, perché sono 52 paesi. Questo è il quinto anno che ci chiedono il nostro supporto e andiamo con 18-19 volontari. Complimenti, davvero. Bene. Vieni, assolutamente sì. Stefano Spigolon. Buongiorno a tutti. Allora, due cose veloci. Innanzitutto il ringraziamento doveroso perché Laura Cestari, che chiaramente ci ha dato la possibilità di farci conoscere e ha creduto e sa cosa facciamo e di conseguenza ci è vicina in questo settore. Un ringraziamento chiaramente al Comune di Rovigo, qui rappresentato dall'assessore Retusini, che anche lui, insomma, avendo a che fare sul territorio con l'associazione, chiaramente conosce bene la realtà, oltre chiaramente al sindaco che è perfettamente a conoscenza della questione. Una cosa fondamentale che aggiungo, giusto per inciso, che non è uscita, e chiaramente chi ci vuole avvicinare, perché appunto l'escalation dell'associazione è stato breve e di conseguenza forse non siamo riusciti ad avere il numero di operatori giusti per tutto quello che ci viene richiesto di fare, ci è richiesto di fare, insomma. Sicché ben venga se ci sono forze nuove che vogliono collaborare, vogliono dedicare del tempo a questa cosa, compatibilmente chiaramente con anche quello che può essere la vita di noi tutti i giorni, insomma. Sicché altro punto fondamentale di cui appunto abbiamo messo sul tavolo da tempo, ma stiamo intensificando in maniera intensa, e da settembre si partirà, penso, a sprombattuto da quello che abbiamo delineato, è il fatto che comunque chi si avvicina comunque all'associazione, oltre chiaramente ad avere attitudini conformi a tutto quello che è il discorso, che comunque rappresenta un'istituzione, ha una divisa addosso e di conseguenza il comportamento e tutto quello che ci va dietro è fondamentale, ma proprio per la tutela anche degli operatori stessi, appunto come veniva ricordato, verranno addestrati, passatemi il termine, per quanto riguarda appunto come comportarsi in determinate situazioni, non solo di pericolo, perché non ci sono solo quelle, venivano ricordati ad esempio il discorso del primo soccorso piuttosto che un antincendio, e mi viene da dire anche adesso per quanto riguarda il discorso dei defibrillatori, ad esempio, perché essendo in mezzo alla gente, vicino alla gente, qui permettetemi, mi vanto, sono stato il primo a farlo, dunque per altri motivi, però sì che ecco, stiamo implementando ognuno di noi nel suo piccolo, ma come me tanti altri hanno seguito altre formazioni, sì che abbiamo operatori, detto questo, abbiamo operatori di varia natura che oltre a operare hanno anche specifiche caratteristiche che possono e devono chiaramente intervenire, perché poi si deve intervenire quando si è formati in determinate situazioni, appunto come ricordava Flavio prima, per essere sempre vicini alle persone, di supporto il più a 360 gradi, è il caso proprio di dirlo, a quello che può essere tutte le esigenze, i pericoli annessi e connessi che possono succedere. Ecco, questo era un po' il ragionamento che si voleva fare. Grazie. È giusto dirlo perché insomma, poi nessuno è così pronto e preparato se magari non ha svolto nella vita il mestiere di poliziotto, comunque nelle forze dell'ordine, o se si parla di primo soccorso magari insomma, nessuno sa le prime pratiche da utilizzare se magari non ha fatto corsi ad hoc o non esercita una certa professione, quindi è importante sì, fare il colloquio, essere disponibili, ma poi anche prestarsi alla preparazione, quindi hai fatto bene a rimarcarlo. Allora, se nessun altro vuole intervenire, abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi io, se qualcun altro volesse dire qualcosa, sono a disposizione. Che spintaneamente viene indirizzato al palco. Quindi Mirko San Gregorio. Prima abbiamo sentito anche Flavio Ambroglia, magari non li ho elencati tutti, però li ho elencati all'inizio. Prego. Intanto volevo ringraziare il presidente Ivano Spigolon che mi ha reclutato in prima persona, visto che parliamo di come accedere.
E io mi ricordo ancora il primo giorno che ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme, abbiamo visto che avevamo molte identità di vedute che abbiamo ancora oggi. Oggi ormai collaboriamo insieme da 5 anni, mi sembra, ormai sono 5 anni, e devo dire che trovo in lui una persona veramente con valori, una persona che si impegna moltissimo in quello che fa e che diventa anche per noi uno stimolo, una forza nell'impegnarci sempre di più. Poi, insomma, devo dire che anche sono molto contento del gruppo. Adesso siamo ancora pochi, siamo circa 30, però ho trovato persone, ognuna con una propria storia, ognuna con proprie esperienze, e questa diversità ha portato veramente a un gruppo forte, un gruppo compatto e un gruppo che non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà. Non ho altro da aggiungere, a meno che non ci sia No, qualche per il domanda. messaggio direi che è arrivato chiaro, potente e credo che sia apprezzato anche dai tuoi compagni di squadra. Grazie infinite. Posto, bene. Allora, io ovviamente vi ringrazio una volta in più per averci dato la possibilità di conoscervi. Credo che la stessa Regione Veneto possa essere orgogliosa di questa realtà, di questi polesani che davvero, come dice il Presidente, pancia a terra e con tanta testa lavorano e lo fanno per passione, ma soprattutto per amore della propria comunità e del proprio territorio. Quindi ancora una volta grazie e magari, anzi sicuramente ci vedremo ancora una volta in giro, magari in Polesine. Grazie ancora e buon lavoro di cuore.